La storia che state per ascoltare è veramente accaduta. I 4 animali che me l'hanno raccontata giurano che è tutta vera. C'era una volta un vecchio asino che aveva lavorato sodo per tanti anni. A che serve un asino vecchio? Occupa spazio nella stalla e devo anche nutrirlo. Ne ricaverò una pelle di tamburo. La bestia, udendo queste parole, decise di scappare. Aspettò che l'uomo fosse nei campi e poi, piano piano, si allontanò dalla fattoria. Oh. E così i 2 animali si misero in cammino verso Brema, facendo sogni e scommesse sulla loro futura carriera da musicisti. Si sa che la fame aguzza l'ingegno. Nascosti tra i cespugli, studiarono un piano diabolico che avrebbe spaventato quei briganti, così da obbligarli a scappare dal loro covo. Piano piano il brigante si avvicinò alla porta. All'interno della casa era tutto buio e il brigante doveva stare attento a dove metteva i piedi. Sarà meglio che accenda il fuoco per fare un po' di luce. Indispettito, il gatto saltò al viso dell'uomo graffiandolo con furia. Il brigante corse urlando verso la porta per scappare, ma pestò la coda al cane. Il brigante urlò ancora più forte ed uscì nel cortile, dove fu colpito da un paio di calci dell'asino, mentre il gallo accompagnava le sue urla con squillanti chicchirichì. Se vi capita di passare da quelle parti, vi consiglio di provare a cercare la casa dei 4 musicanti e, se riuscite a trovarla, vi chiedo anche la cortesia di venirmi a cercare per dirmi se questi 4 simpaticoni ancora sono lì che cantano, suonano e ballano E se non li trovate, vuol dire che si sono decisi ad andare a Brema.